Sardegna non esiste soltanto il turismo di massa o il turismo di élite. In quest'isola c'è un largo spazio anche per iniziative individuali. Controfatica vi propone un itinerario naturalistico alla ricerca di animali strani e di luoghi interessanti. Lo propone a quanti amano la solitudine, la natura, gli animali, le bellezze naturali, la pace e il silenzio. La prima tappa di questo nostro safari sardo è una zona desertica a nord di Oristano. Non troverete molte notizie sul posto perché la zona è completamente deserta, ma tutti a Macomer o a Oristano potranno dirvi dov'è lo stagno di Sale Porcos. Così, a soli 45 minuti di aereo da Roma o da Milano e dopo 2 ore di automobile sulle strade dritte del Campidano, vi trovate di fronte ad una delle tante sorprese che la Sardegna riserva al turista che abbia la pazienza e la curiosità di andarsene a cercare. Questi uccelli assurdi, tutto zampe e tutto collo, sono fenicotteri e sono proprio gli stessi uccelli che popolano gli stagni salmastri nei parchi nazionali del Kenya e della Tanzania. Sono veramente uccelli africani. Mentre in Europa ed Africa i luoghi abitati dai fenicotteri sono di solito parchi nazionali e vengono visitati da migliaia di turisti, i fenicotteri della Sardegna vivono scarsamente protetti. La protezione di questi uccelli rari e bellissimi, oltre ad essere un atto di civiltà, in fondo potrebbe anche diventare un buon affare turistico per questa zona. Ci potrebbero essere in effetti molti visitatori. Se li volete fotografare o filmare, se volete tornarvene a casa con un ricordo fotografico tutto particolare della vostra gita in Sardegna, potete riprenderli al mattino presto, quando compiono evoluzioni sullo stagno. Sono riprese o fotografie uniche. Quando le proietterete a casa, potrete anche divertirvi a far credere agli amici che siete stati in Africa. Per riprendere i fenicotteri più da vicino è consigliabile appostarsi, nascondersi e mandare un compagno dall'altra parte del lago che spinga gli animali verso il punto di osservazione. Anche noi lo abbiamo fatto e ci aiutiamo per i collegamenti con un radiotelefono. Abbiamo appuntamento telefonico allo scadere di ogni 10 minuti. Collegamento. Passo. Pronto Carlo, ti sento e ti vedo. Dunque, venite avanti piano piano. Una cosa, li hai contati? Quanti sono? Passo. Stavo contando quando mi hai chiamato. Penso che siano tra i 1500 e i 2000. Credo anch'io, tra i 1500 e i 2000. Dunque, venite sempre avanti. Lentamente, se no si spaventano. Gli animali adesso sono in movimento. Passo. Ce n'è qualcuno in volo con le zampe rotte. Li hai visti? Passo. Sì, visti e girati, è chiaro che gli sparano qui. Passo. A che distanza sono adesso? Passo. 400 metri circa, sono ancora lontani. Spingeteli ancora, passo. Va bene, come vengono le riprese? Passo. Ah, i voli del mattino sono venuti bene. Adesso ho un po' di difficoltà per l'aria perché fa molto caldo. L'aria calda mi fa ballare l'immagine. Gli animali mi sembrano adesso molto nervosi, probabilmente malgrado tutto ci hanno visto, mi hanno visto. L'immagine adesso è molto brutta, quasi non riesco a vederli. Se voi siete d'accordo, io smetterei. Quindi tornate indietro. Passo. Va bene, d'accordo. Passo e chiudo.